E qui nella nostra tribuna Andrea Cereser. Cereser, in questi anni che giudizio avete maturato di quanto è accaduto nell'amministrazione a San Donà? È stata personalmente che mi avvicinavo all'avventura del Consiglio pensando di discutere dei problemi della città, un'esperienza abbastanza deludente, un'attività del Consiglio che di fatto non si è riunito neanche una volta al mese, l'assenza di temi importanti dalla sicurezza idraulica alla occupazione, alla questione del lavoro, alla pianificazione del territorio, che in realtà hanno trovato più eco nell'attività che abbiamo fatto come partito che non all'interno del Consiglio. Le persone che sono state presenti in Consiglio in questi 5 anni al 50% non hanno mai aperto bocca, e questo per esprimere una valutazione anche in termini oggettivi di quello che è stato fatto. Quindi secondo voi uno scollamento tra attività di giunta amministrativa e dibattito in Consiglio Comunale? Assolutamente, si tenga conto che San Donà è la nona città del Veneto, 42.000 abitanti. E sicuramente ha inciso in questa condizione anche la scelta del sindaco, che nel 2009 ha deciso di prendere anche l'incarico di presidente della provincia. E i risultati si sono visti, perché in un momento in cui le aziende sono in crisi e anche i comuni faticano a trovare soluzioni, non si può dimezzare il proprio impegno sulla città. Elezioni il 26-27 maggio, sappiamo che tutti i partiti vivono una fase difficile e in questi giorni stiamo vedendo il Partito Democratico. La vostra lista ci sarà? La nostra lista ci sarà, con una indicazione chiara che risale ancora allo scorso ottobre. È stato dato un messaggio di chiarezza alla città, con una coalizione forte, sempre la stessa, e mentre gli altri si preoccupavano delle alleanze, noi abbiamo presentato sin da gennaio il nostro programma e lo abbiamo arricchito con il contributo di centinaia di persone. La condizione che si è verificata ieri in Regione Friuli Venezia Giulia, con la vittoria di Deborah Serracchiani, dimostra che le buone idee e le buone persone riescono a vincere, nonostante in alcuni casi la condizione nazionale ci remi contro. Ma chi c'è Cereser in questa alleanza con il Partito Democratico? C'è un Partito Democratico che in questi anni si è rinnovato con una segreteria giovane e con idee e tanta voglia di fare. Ci sono due movimenti, il Movimento Città Insieme, fatto di persone lontane dai partiti ma che si rendono conto della necessità in questo momento di tirarsi sulle maniche. C'è un'altra realtà civica che si chiama San Donà Bene Comune, che porta alcune sensibilità per l'ambiente, ad esempio, o per la questione dei diritti. E infine, di recente, si è aggiunta un'altra realtà proveniente dal centrodestra che ha riconosciuto la serietà del nostro percorso e ha accettato di dare un contributo alla nostra causa. La campagna elettorale di fatto è già partita, i temi di cui si discute sono già sul tappeto. Su cosa puntate? Di cosa a vostro avviso ha bisogno San Donà per un rilancio, per costruire i temi sui quali poi dovrà lavorare la nuova amministrazione? San Donà innanzitutto ha bisogno di una idea, innanzitutto un'idea sul lavoro. Siamo consapevoli che la politica del lavoro non la fa il Comune, ma il Comune può creare le condizioni sia nell'agricoltura sia nell'artigianato perché le imprese preferiscano San Donà ad altri territori. Abbiamo un'idea per rilanciare il centro che coniuga l'urbanistica, il commercio di qualità, che coniuga anche lo sport e la cultura. Pensiamo che una questione importante sarà quella delle risorse. I comuni non ce la possono più fare da soli, devono mettersi insieme ad altre realtà, anche oltre a quelle che noi chiamiamo la città del Piave, per avere un bacino di almeno 100.000 abitanti, soprattutto per arrivare preparati a quella grossa partita che sarà la città metropolitana di Venezia, che comunque si farà, è un dato ineluttabile, e per la quale l'Unione Europea ha destinato e destinerà 1 miliardo di euro. Ecco, noi a questo appuntamento dobbiamo arrivare pronti. Faremo una revisione della spesa, confermando le voci che secondo noi sono importanti o essenziali e riducendo le altre. E infine crediamo che l'amministrazione debba continuare quel lavoro di creazione di reti con le imprese, con le associazioni, con le famiglie, che in questi anni di fatto si è sfilacciato. Senza la creazione di queste risorse e la messa in rete di queste eccellenze, anche in alcuni casi del territorio, non ne potremo sicuramente venire fuori. Quindi San Donà con un ruolo rafforzato come polo di attrazione, sia produttivo, sia di riferimento anche di servizi sociali per l'area dell'est. Per l'area del Veneto orientale, che conta oltre 200.000 abitanti, di cui San Donà è il maggior protagonista, o così dovrebbe essere, nella conferenza dei sindaci, nella sanità, nel gruppo di azione locale.